Sindaco Giovanni Manillo, siamo qui a Porta Santi 40, possiamo dire la tappa finale o iniziale, dipende dalla direzione di questo nuovo tratto di pista ciclabile di Viale Montegrappa, finalmente operativa, un passo importante, ha ribadito, per la città. Sì, è un'opera importante, siamo partiti dalla chiesa di San Giuseppe proprio per mostrare il collegamento comodo che ci può essere con la bici dal quartiere di San Giuseppe fino al centro, e la pista di Viale Montegrappa aiuta fortissimamente questo collegamento tra i quartieri e il centro. Ci siamo fermati poi in un altro punto dove ci sarà l'innesto con la Treviso Stiglia, proprio per mostrare che questo è un tratto di ciclopedonale importante, perché unisce due quartieri ma si inserisce anche nell'idea del cicloturismo. Poi penso che sia un'opera assolutamente importante, faccio i complimenti a Ofelio Michelan per come ha gestito la situazione, e anche ha ascoltato le persone, che ci sono state persone contrarie ma hanno anche dato delle indicazioni utili e giuste per il tema dei parcheggi, per il tema del carico-scarico, e mi pare che di questo sia stato tenuto conto. Stiamo anche lavorando per inserire altri parcheggi, quindi penso che sia un'operazione molto, molto utile per la città, per la viabilità della città, perché se abbiamo sempre più ciclopedonali, piste ciclabili usufruibili e sicure, si potrà utilizzare sempre di più la bicicletta, si arriva prima in modo più certo, in modo più veloce rispetto alla macchina, quindi è anche un modo per aiutare la circolazione della nostra città. Bisogna appunto convincere ancora qualche contrario, insomma, o qualche diffidente. Ma io penso che al di là dei ragionamenti e delle parole sarà l'uso che aiuterà le persone a rendersi conto che è un'opera utile. Penso che dobbiamo abituarci a usare le piste ciclabili che abbiamo. Questa è una pista ciclabile sicura, pronta per essere usata, e poi magari cerchiamo un po' tutti di evitare di utilizzare in modo maleducato l'auto, quindi magari evitare di parcheggiare nelle piste ciclabili, evitare di utilizzare la macchina in questo modo improprio. Se tutti quanti fanno questo, penso che riusciamo veramente a fare delle cose importanti per la circolazione, per la lotta allo smog e per una mobilità più a misura di città. Ci saranno anche controlli maggiori in questo senso, appunto una delle lamentele, per così dire, dei vari utenti delle biciclette, delle associazioni che erano anche qui, sono ad esempio le auto che parcheggiano sulle piste ciclabili, chi si ferma. Sì, abbiamo già da tempo, la Polizia Municipale è impegnata sul fatto del rispetto della sosta fatta in modo legittimo, e di evitare che le auto vengano lasciate nelle piste ciclabili. È un malcostume purtroppo diffuso, reiterato, e che si è incrostato nel corso degli anni. I controlli ci sono, ma sono gli stessi cittadini che mandano spesso delle segnalazioni, perché ormai è un atto che non viene tollerato da chi usufruisce normalmente delle piste ciclabili, ed è un atto di grande maleducazione quello di lasciare l'auto in un luogo appunto riservato alla mobilità in bicicletta.